Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Prima di cominciare volevo ringraziarvi per essere qui con me e per scegliere di trascorrere del tempo con me e con le riflessioni che vi sottopongo di volta in volta. Pertanto grazie, se non lo avete ancora fatto e vi piacciono i video che vi sottopongo, insomma, iscrivetevi al canale per farmi sentire il vostro sostegno. Grazie ancora e dunque iniziamo. Allora, è un argomento che abbiamo comunque già trattato in passato, l'ho trattato sempre un po' con le pinze perché, come ho già detto appunto nel video dei vampiri energetici, tutti a turno lo siamo un po' stati, dunque ho già spiegato anche alcune principali dinamiche e oggi volevo entrare nel merito delle dinamiche di coppia, dove è lì che si consumano il maggior numero di delitti energetici, nel senso, adesso al di là di quello che avviene purtroppo anche in alcune fatti di cronaca che vengono appunto alla nostra conoscenza, molta cattiveria si consuma anche a livello energetico, cioè non necessariamente si sfocia in atti di violenza vera e propria, ma esistono molte dinamiche sotterranee, silenti, che serpenteggiano e avvelenano, inquinano i rapporti di coppia. Va detto che ci vuole già una predisposizione del singolo a certi tipi di atteggiamenti e dunque è molto importante che prima di intraprendere una relazione ci si prenda del tempo per conoscersi e per capire chi è la persona che abbiamo davanti, senza escludere che potete sempre chiamarmi così facciamo un controllino. Detto questo, quando appunto abbiamo a che fare con le persone, cerchiamo sempre di fare bella figura, questo è ovvio, è scontato che mostriamo l'aspetto migliore di noi e questo dovete tenere in considerazione, è un fatto assodato anche dall'altro lato, cioè non solo noi cerchiamo di mostrarci nella nostra forma migliore, ma anche la controparte. Questo ovviamente in linea generale, poi ci sono sempre molti altri casi, molte altre sfumature e dunque non possiamo generalizzare per forza tutte le situazioni ricondurle a una. È chiaro che poi molte cose vanno valutate poi caso per caso, ma generalmente siamo tutti molto ben predisposti nei confronti dell'altro quando entriamo in sintonia o quando cerchiamo di appunto avvicinarci a qualcuno. Premesso che dobbiamo imparare a percepire le sfumature energetiche che ci arrivano stando vicino alle persone, dunque dobbiamo imparare a sentire se vicino a qualcuno sentiamo un aumento o una diminuzione della forza, dobbiamo imparare addirittura a usare la radiestesia fisica, e cioè la radiestesia senza l'uso di strumenti che sono un proseguimento appunto del nostro corpo fisico, come può essere il biotensor, le forcelle, il pendolino, cioè noi siamo in grado, se riusciamo a leggere i micromovimenti del nostro organismo, perfino certe reazioni del nostro corpo, come possono essere eventuali sbadigli o la necessità di muoversi. Queste sono piccole chiavi che ci permettono di interpretare un segno fisico e dargli un valore che magari non riusciamo a dare ehm, con la mente conscia. Perché? Perché la mente conscia tende a dare delle giustificazioni o a dare interpretazioni di cui conosce già un esito, cioè sulla base di un pregresso esperienziale. Cioè noi abbiamo accumulato una serie di esperienze e sulla base di queste esperienze, come spiegavo nel video degli schemi mentali, ci orientiamo.
ma il nostro corpo, il nostro lato inconscio, in realtà capta sempre molto più di quello che siamo in grado di percepire con la mente conscia. Questo è un fatto che dobbiamo sempre tenere eh, in considerazione, nella giusta considerazione. Dunque impariamo a non farci solo una prima impressione mentale, ma a registrare consapevolmente le nostre reazioni fisiche. È importantissimo, credetemi, perché non ci sbagliamo quando riusciamo ad aprirci e e a dar credito alle nostre percezioni. Attenzione, non ho detto al quello che pensiamo razionalmente o all'idea che possiamo farci sulla base di ciò che abbiamo sentito dire o ciò che conosciamo, ma sulla base di quello che percepiamo. Dunque, quali sono i segni a cui dobbiamo porre attenzione e prestare orecchio? Sbadigliamo? Sentiamo una forma di malessere? O quando la persona ci parla ci rendiamo conto che la nostra mente divaga? Ecco, sono tutti meccanismi di difesa di un eventuale vampirismo energetico. Dunque, se non riusciamo a, ad ascoltare quella persona o se arrivato a un certo punto non riusciamo più a seguirla, non è perché non siamo sufficientemente empatici o abbastanza intelligenti o chissà che altro, probabilmente si è innescato un meccanismo di difesa. Dobbiamo appunto dargli ascolto e piuttosto tagliare corto. Lo so che è brutto da dire così perché abbiamo tutti avuto bisogno di qualcuno che ci ascoltasse o di sostegno o di empatia, ma dobbiamo ricordarci che la maggior parte delle persone sceglie di aggrapparsi alla propria sofferenza, poiché nella vita abbiamo tutti dei momenti di prova, tutti dei momenti in cui siamo chiamati a intervenire e ad avere ehm, una certa tempestività nel modo di agire o di affrontare le cose, ma c'è chi appunto si rimbocca le maniche e si dà da fare, c'è chi invece nella negatività ci sguazza. Queste sono appunto le persone che è bene non avere accanto, ma non perché non siamo compassionevoli, ma perché loro non lo sono con noi. Loro non hanno compassione di chi hanno intorno, altrimenti non l'ammorberebbero gli altri e soprattutto non cercherebbero di fare terra bruciata intorno alle persone. Allora, torniamo appunto alle dinamiche di coppia e cerchiamo di appunto arrivare al dunque velocemente, anche perché poi possiamo approfondire in altre pillole queste cose. Allora, in genere, se uno dei due partner non è sufficientemente sviluppato a livello emotivo e affettivo, tenderà ad avere comportamenti manipolatori. È chiaro che qui entriamo poi in una casistica di personaggi che appartengono anche ad altre tipologie, che possono essere il narcisista, il manipolatore, eccetera. Ma una persona mediamente insicura o mediamente sicura si relazionerà con l'altro esprimendo il proprio punto di vista e anche le proprie fragilità. Nel momento in cui non dovesse ammettere una fragilità, ma dovesse comunque far parte di lui una fragilità, non lui o lei, attenzione, faranno sempre in modo comunque di non apparire mai ehm, in difetto di fronte al partner, ma piuttosto di mettere in evidenza i difetti dell'altro, fino a minare in modo molto sottile, lento e progressivo nel tempo l'autostima del proprio partner. Non solo gli proietteranno di fronte uno scenario secondo cui tutte le persone di cui questa persona, che in quel momento siete voi, che lo circondano, sono persone che non valgono. Guarda, questo è così, quello è cosà, ma guarda chi frequenti, meno male che ci sono io. Cioè questo genere di dinamiche, attenzione, sono dinamiche pericolosissime e dobbiamo appunto imparare a difendercene. Come ci difendiamo? Chiaro che ognuno di noi ha delle cose da rafforzare, dei punti deboli o delle prove
c'è sempre un motivo per cui noi incappiamo in soggetti di questo tipo e sicuramente ciascuno di noi ha un aspetto, qualcosa che va rinforzato e che questa tipologia di partner viene a mostrarci. È importantissimo appunto ricordarci che ogni esperienza è lì per insegnarci qualcosa. Impariamo però fin da subito a riconoscere questi schemi, anche questi fanno parte di schemi mentali, ma fanno parte anche di forme di vampirismo, e a disinnescarli subito. Cioè nel momento in cui ci rendiamo conto che l'altra persona sta agendo così, magari inconsapevolmente, semplicemente ha imparato a fare così perché ha visto fare così e si è nutrito di questo genere di dinamiche anche nell'ambito della sua famiglia, di provenienza chiaramente, allora noi possiamo immediatamente interrompere questa dinamica dicendo: ho capito cosa stai cercando di fare, tu vuoi rendermi insicura o insicuro perché non lo sei tu. Cioè, in questo modo spezziamo immediatamente la progressiva disfatta, perché alla lunga la persona che in realtà è più forte dei due è quella che si sentirà più debole, paradossalmente, perché l'altro non ammetterà mai una debolezza, ma cercherà di schiacciare. È una forma molto molto sottile ed è di una violenza psicologica, si può definire così. Come fare dal punto di vista occulto per superare una cosa di questo tipo? Intanto riconoscerla immediatamente e assolutamente interromperla affermando che si è capito questo schema. Lo dovete dire all'altra persona, così l'altra persona si sentirà scoperta anche se non è consapevole, però capirà che ha fatto un passo più lungo. E un'altra tecnica invece ve la spiegherò nel prossimo video. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!